Di eccezionale intervento all'azienda ospedaliera di Padova, dove ad un pensionato è stata riattaccata la mano completamente tranciata. Fondamentale la prontezza dell'uomo e l'organizzazione degli ospedali. Elena Chemello. L'intervento, delicatissimo, è avvenuto nel pieno della tempesta Covid ed ora, dopo quasi 50 giorni, è stata sciolta la prognosi per l'uomo di 64 anni che aveva avuto la mano destra completamente amputata da un colpo di spaccalegna. A salvarlo la sua prontezza nel raccogliere l'arto e nel recarsi autonomamente al pronto soccorso di Mirano, che l'ha poi inviato alla chirurgia plastica dell'azienda ospedale di Padova. Qui c'erano già 2 equip pronte ad accoglierlo in sala operatoria. Questo ha permesso di chiudere l'intervento in 4 ore e quindi entro le 6 ore, che è il limite oltre il quale non si può andare, perché se si va oltre questo limite le strutture sono talmente degenerate che diventa pericoloso per la vita del paziente eseguire un reimpianto. Un capolavoro di organizzazione e di precisione che ha coinvolto anestesisti, chirurghi, ortopedici, infermieri. Ora il paziente muove autonomamente le dita e il suo recupero procede come da programma. È stato dimesso dopo una settimana di ricovero. Il paziente è in buone condizioni generali e sta eseguendo la riabilitazione assistita, che è fondamentale per assicurare il ripristino della funzione, la mobilità delle dita. Per invece raggiungere un recupero della sensibilità, che è l'altro elemento fondamentale per l'uso della mano, ci sarà necessità di attendere alcuni mesi, perché la rigenerazione nervosa ovviamente richiede più tempo. Le ripercussioni